Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e benvenuti ancora una volta su Rome 2 Total War. Stiamo combattendo una guerra nato-ellenica senza esclusione di colpi. Tanti nemici, tanto onore, dicevano i latini. Non lo so, dicevano i latini, non lo so se lo dicevano i latini, ma comunque diciamo che anche se è una frase un po' più recente rispetto ai latini, però ragazzi c'è da dire che stiamo veramente combattendo qualcosa di grosso per l'impero romano che sta veramente, che diciamo che potenzialmente se giocato in maniera anche intelligente da parte del nemico potrebbe anche metterci in crisi pesantemente. Ora, dopo diciamo una prima fase di scontri nel quale non ci hanno visto particolarmente vincitori. In particolare ricorderete abbiamo perso la 12ª africana purtroppo e una città intera. Adesso stiamo un attimo rifacendoci sotto contro l'avversario. Rodi aveva appena distrutto la città di Efesos, ma noi con questo attacco che state vedendo a schermo lo andremo a recuperare. Quindi sfideremo i venti di Urano, tra l'altro un ammiraglio molto molto potente di Rodi, con la sua flotta non al completo contro la terza Gemina, la Classis seconda Antiqua e il nostro generale della 13ª Marzia. Non sono fullate, però ragazzi direi che siamo in netto vantaggio. Tra l'altro i venti di Urano hanno appena fatto una battaglia, disputato una battaglia contro l'orgoglio di Agamennone, che sarebbe del nostro alleato a Pessinus. Quindi senza ulteriori indugi io andremo a avere guerra e poi vediamo che cosa ne salta fuori. Loro sono comunque pesantemente difesi, vedete che hanno già combattuto, quindi un po' di danni li hanno ricevuti, non troppi a dir la verità, però si mantengono ancora in ottime condizioni. Noi invece siamo, abbiamo la terza Gemina che non è proprio al massimo, però la seconda Classis Antigua e il nostro militare direi che sono messi abbastanza bene, nonostante appunto non siano fullate. Questa ce la andiamo a giocare perché secondo me sarà molto spettacolare. Vediamo se ho ragione. La strategia sarà quella di giocarcela in maniera molto aggressiva fin da subito e penetrando, diciamo così, l'avversario in breve tempo. Il nostro obiettivo è quello di non farli sbarcare, se riusciamo. Se hanno intenzione di sbarcare, ovviamente. Dovremmo giocare su più fronti. Ok, iniziamo lo schieramento. Ok, eccoci qua. Loro probabilmente si schiereranno da questo lato, si li vado ad attaccare di qui, ma sì, direi che lo faremo. La nostra flotta, la nostra flotta ancora non c'è, arriverà. Ok, questa cosa è un po' un problema, perché la loro artiglieria potrebbe crearci delle problematiche, però vediamo. Dai ragazzi, fra 2 secondi sono qua. Ok, eccoci qua tornati. Allora, ho disposto le truppe, adesso voi le vedete in fila indiana, ma in realtà sono informazioni di testuggine offensiva. Ho distribuito fondamentalmente al centro tutto il tiro, che poi avrà l'obiettivo di ripiegarsi una volta che l'avversario magari vorrà accelerare il passo e venirci incontro, altrimenti rimarrà in sede. Quindi avrà l'obiettivo di schierarsi a semicerchio qui all'interno e come vedete le prime file sono queste e queste che sono le più deboli, poi man mano troviamo quelle più corazzate fino ad arrivare poi alla corte, che dovrebbero avere l'obiettivo poi di aprirsi dalla formazione una volta che l'avversario scenderà nel corpo a corpo, aprirsi dalla formazione a testuggine a una formazione invece su linea scudo contro scudo e fare proprio una sorta di semicerchio per permettere poi al pezzo più grande, più potente, di entrare centralmente e di sfondare il nemico. E le frecce, i pilum, poi ovviamente agiranno dalla loro. Una volta finiti i pilum, questi poi aggireranno completamente l'avversario da un lato e dall'altro e a chiuderlo, diciamo, in una morsa. Dal lato invece destro abbiamo la nostra cavalleria con il nostro generale che penetreranno in questa direzione e andranno a attaccare la zona centrale o comunque prendendo poi le spalle all'avversario. Vediamo se questa strategia funziona. Tra l'altro ricordiamoci che loro hanno la
flotta qui da qualche parte che sta per arrivare, come anche la nostra. Perciò diamo il via, partiamo subito in attacco, in modo tale che, diciamo, siamo in grado di prendere il nemico in posizione, diciamo, in fallo, mettiamola così. Vedete che loro si avvicinano. Noi possiamo, qui ci sono un gruppo di arcieri, portiamo qui la cavalleria e eccole qua le nostre flotte, molto molto lontane, però portiamo l'artiglieria davanti e cerchiamo di fare più danni possibili a questo punto. Anche loro. Magari loro no. Ecco, magari voi due no. Voi mettetevi qua e bersagliateli il più possibile. Molti uomini da tiro hanno loro. Perciò cercate di attaccarli il più possibile. Voi andate a prenderli. Vediamo adesso se riesco a gestire il tutto, ragazzi, perché insomma non è così semplice. Vedete, loro stanno già sbarcando, maledizione. La vedo dura. La vedo veramente dura andarli a prenderli, però ci proviamo. Ci proviamo comunque. Ok, torniamo sul nostro esercito. Attenzione. Ok. Qua ci mostrano il fianco. Qua a questo punto togliamo la formazione e facciamo questa. Qui continuiamo a massacrarli. Da questo lato ci spostiamo di qui. Ok, perfetto. Vedete che i Pilum sortiscono il loro bell'effetto. Loro cercano il combattimento corpo a corpo con il nostro tiro, ma gli va male. Entriamo con la cavalleria di lato e diciamo che la parte del terreno l'abbiamo presa, ragazzi. Chiudiamoci. Forza, ragazzi, avanti. Ok. I Pilum ci sono. Portiamo questi qua, visto che loro non hanno un grande tiro. Ok. Le imbarcazioni qua purtroppo hanno lasciato la costa. Eccoli qua, sono da questa direzione. Aia. Allora, la corte se ne deve andare di qua, in protezione. Voi avete ancora... no, non avete più possibilità di tirare. Vi mettete di qua. Tanto la cavalleria sta facendo il suo sporco lavoro, il suo sporco gioco. Purtroppo niente da fare. Portiamo allora l'artiglieria qui davanti. E anche voi mettetevi qua e tirate come se non ci fosse un domani. Attenzione, tra l'altro, più allo scontro. Giratevi. Voi andate a coprirli. Ok, qui c'è lo scontro. Ok, cavalleria qua sta stravincendo. Attenzione. Formazione. Forza. Andate a prenderli. Ok, questo lo togliamo, va bene. Allora, forza. Andate ad aiutarli. Ah, qua ci sono anche questi. Ok, cavalleria ha fatto il suo lavoro. Adesso va di qua e continua. Ok, qui sono tutti arcieri, quindi avremo gioco facile. Artiglieria, eccola che sta arrivando in posizione e ci darà una mano, grazie. Qua, ragazzi, tirate su questi. Bene. Tenete questi. Voi andate di qua. Ok, attenzione alla cavalleria perché non è proprio nelle migliori condizioni. Però vabbè, direi che contro degli arcerini del cavolo ce la possiamo fare. Spostiamoci di qua, andiamo a aiutarli. Intanto qui fate un bel paninazzo. Qua la stiamo facendo, vabbè dai. Siamo in una posizione abbastanza buona in realtà. Ok, qui abbiamo fatto. Di qua. Ok, sento i colpi delle nostre artiglierie arrivare.
Perfetto, vabbè, li lasciamo un po' indietro, ma va bene così. La cavalleria è l'unica che mi dà un po' di problematiche effettivamente, però per ora non hanno perso uomini, anche perché stanno combattendo contro 4 sfigati. Viva il fair play. Riesco a... ok, gruppo di selezione, perfetto. Ok, stanno arrivando anche i nostri in aiuto. E va bene. Vai di qua. Voi di qui, anzi il contrario. E direi che li abbiamo stradevastati, a meno che non ci sia altro in giro. Ok, questi le stanno prendendo di bestia. Tirate tutti su di loro, non tirate più sui miei, perché sennò mi fate danno anche a me. E vabbè, direi che guardate qua le palle che arrivano infuocate. Peccato che non hanno una buona mira. Però direi che ci siamo, ragazzi. Battaglia anche abbastanza semplice, pensavo peggio, dai. Attenzione al generale. Allora andiamo ispira gruppo, raduna e grido di guerra, e glielo facciamo in faccia a qualcuno di loro, tipo questi. Esatto, che adesso iniziano a collassare tutti uno dietro l'altro. Perfetto. Dai ragazzi, forza. Forza, spingete. Ok, qua il generale sta andando. Appena il generale morirà ci sarà la sconfitta. Voi basta tirare, perché sennò mi fate danno. Giratevi dall'altra parte. E direi che ci siamo, ragazzi. Il generale è andato. Tra l'altro vediamo se ci sono dei superstiti del generale in giro, perché sennò li facciamo fuori. Qui ci mandiamo loro. Ok, andati. Facciamo pressione, forza, portiamoli dentro. Il generale che praticamente non è morto. 3 uomini e basta, cioè senza paura. Eccoli che cedono completamente e li faremo arrendere. Ok, perfetto. Terminata la battaglia, easy. Bella, mi è piaciuta. Pensavo un po' più difficile, ma effettivamente 84 perdite, ragazzi. Niente. Probabilmente anche da fuoco alleato. Noi ne abbiamo uccisi veramente tantissimi. Ottimo. Beh, non c'era che questo esito, effettivamente. Avevamo già in campagna strategica, avevamo già la vittoria in mano con un 3 contro 1. Per quanto la città ti dia comunque la possibilità di difenderti, c'è poco da fare. Perfetto, ottimo. Allora, adesso qui possiamo fare diverse cose. Mi piacerebbe liberarla. Mi piacerebbe liberarla. Però secondo me conviene. Perché se la libero non è una mia strapia. È quello il discorso. Quindi o la andiamo a occupare o la andiamo a radere al suolo. Allora, potrei liberarla anche, perché alla fine mi libererebbe uno spazio. Non ho bisogno, onestamente. Vabbè, dai. Andiamo a liberarla, dai. Andiamo a liberarla e ci facciamo un altro alleato nella regione, così diminuiamo un po', diciamo, l'influsso di questo alleato. Chiaro, mi piacerebbe averlo come mio. Siamo alleati militari, tra l'altro, però non è mia satrapia. Vediamo se faccio così. Ecco, accetta, ottimo. Ecco, allora così va benissimo. E poi voglio anche che partecipi alla guerra contro Rodi. Ok, così se me la vai a prendere tu sarebbe proprio fantastico. Io me ne lavo le mani e direi che perfetto, ragazzi. Perfetto, ci siamo portati a casa una nuova fazione e commerciamo anche con loro, ottimo. Peccato Pessinus, magari in futuro lo andremo a prendere. Bene, abbiamo liberato la legione, quindi possiamo portarla nei pressi di Anchira per poter poi fare un attacco. Quindi ce la portiamo su verso nord.
Qui la situazione non vediamo ancora com'è, però scendiamo con la nostra spia e diamo un'occhiata a quello che riusciamo a vedere. Ok. Non sembrerebbe esserci nessuno, quindi per ora facciamo così. Quindi Nicomedia, importantissimo porto che controlla, diciamo, il passaggio insieme ad Anteia, anche se in maniera meno incisiva. Il passaggio tra i due mari, direi che siamo abbastanza al sicuro e siamo a posto. Allora, io adesso manderei questa flotta a nord, perché io ho paura per Odessos, vi dico la verità. Qui intanto sono iniziati a scendere, c'è solo un ammiraglio, però qui caposaldo, qui caposaldo, incredibile. E la terza Gemina potremmo spostarla da qualche altra parte, magari andare a rompere le scatole a Rodi, non sarebbe poi male, per evitare che vadano in giro a rompere le scatole. Allora portiamola qua provvisoriamente, gli facciamo chiudere il porto, così, quindi continuiamo il blocco navale, andiamo anche a danneggiare un po' i mercati. Con questa flotta ritorniamo, andiamo a chiudere un po' questo passaggio e direi che ci siamo. Diciamo che ci abbiamo messo una bella pezza, ecco, alla situazione di prima. Questi sono Knossos, ok, che non sono contro di noi. Perfetto. Loro devono essere potenziati, perfetto, lo andiamo a fare. Cosa diamo al generale? Meno 5 al morale delle unità nemiche, non sarebbe male, eh. Allora, vediamo un attimo di cos'ha. Armatura delle unità. Ok, qua potremmo dargli qualcosa sulla cavalleria. Fatemi vedere come è messo la cavalleria. 2 unità, direi proprio di no. Direi proprio di no. Però, magari se troviamo qualcosa con l'artiglieria, non sarebbe male. Anche velocità di reintegro, non sarebbe male. Bonus minore. Non c'è niente. Dai, facciamo più 4 di danno, che mi piace. E poi andiamo sul morale. Andiamo a togliere. Consente grido di guerra. Meno 15 al morale, tanta roba, meno 15 al morale delle unità nemiche. Tanta roba, incute timore questo generale, mi piace. Non si può muovere da questa posizione e infatti non lo muoveremo. Poi però potrebbe prendere delle altre unità, solo che non è messo proprio benissimo. Potremmo fare un altro scorpione romano. Dai, ce lo prendiamo. Lui non si può ancora muovere ed è al completo. Mi piacerebbe in realtà dargli qualche altra truppa, però fondere queste non ha senso. Potrei fondere i cavallini volendo e dargliene uno. Potremmo anche farlo, in modo tale che se vengo attaccato ho comunque una cavalleria abbastanza buona di difesa. Dai, lo facciamo e qui prendiamo... No, prendiamo i più potenti, che sono questi. Ok. Va bene, qui ci stiamo evolvendo. A Side si potrebbe fare qualcosina di più, ma il cibo è quello che è, quindi aspettiamo. Sì, perché il problema è che siamo anche un po' in carestia. Ogni tanto scendiamo in carestia e questo non va affatto bene. Allora, attività produttive. Qua mi piacerebbe piazzargli proprio una roba tipo di Giove. Più a questi ebrei qua piazzargli proprio un monumento romano, proprio a sfregio. Non sarebbe male, non sarebbe male. Anche se Vulcano col martellozzo non è né male neanche quello, però io andrei piuttosto sull'altare di Giove, dai. Mettiamoglielo proprio come meme, proprio come meme. Qui ci sarebbero tantissime cose da fare. Il problema è che non ho soldi. Cioè, nel senso, ce li ho, ma... no, però ragazzi, quanto mi rubano di... No, questi due qua di cibo no. Devo andare a potenziare un po' il cibo, perché appunto, vi dicevo, non sono messo benissimo. Però andiamo a potenziarcelo in patria.
Tipo qua, ok, l'ho già fatto. Octodron, ecco qua ci sarebbe da potenziare. Tipo a Coria, fare la caserma di manipoli. Qui questi. E a questo punto sempre a Coria. Però se perdo i campi. Anche qui ragazzi, avevo detto faccio la roccaforte e poi non ho fatto una mazza. Allora spostiamo la legione. Fin dove può arrivare questa? Ah, niente, fino a qua. Perché è inverno. Fa fatica. Speriamo che gli liceni non vogliano prenderci in fallo. Non ci colgano in fallo. Loro stanno soffrendo per il cibo probabilmente, ma entreremo nel Vesonto. Così, ok, perfetto. Stavo dicendo, dobbiamo potenziare il cibo. Riuscirò adesso a potenziarlo. Tolosa è abbastanza centrale. Non male. Sì, andiamo a fare un bel campo di grano. E siamo veramente in una situazione bassissima. Per quanto riguarda il denaro. Siamo arrivati praticamente all'esaurimento. Come io nella vita vera. E qua abbiamo. Vediamo cosa può fare lui. Pressione fiscale assolutamente, che ci dà una mano il prossimo turno. Anche perché prenderemo pochissimo, 5.000 il prossimo turno, mamma mia. Un inverno particolarmente brutto. Possibilità di sfuggire agenti nemici. Bah sì, in realtà non è che mi faccia impazzire. Meno 3 al banditismo. Assolutamente, meno 3 al banditismo. E questo ci dà più 1 l'esperienza reclutata al generale, non ci interessa. Meno costi, oppure interessante questo patrizio. Ci stimola il commercio. Questo sarebbe da mettere a Roma. Vabbè, andiamo a metterlo a fare meno costi. E direi che basta, perché non credo di dover fare nient'altro. No, qualcosina c'è da fare in realtà. C'è da fare ed anche piuttosto importante. Portiamo la spia qua e fatemi vedere un po' qual è la situazione a Mazaka dopo l'attacco. Ok. Quello che riusciamo a vedere è che ci sono comunque delle forze che potrebbero darci noia. Ankira, sappilo che sei il mio prossimo obiettivo, Così facciamo questo cinturone. Potrei attaccarti addirittura con 2 gruppi, con 2 legioni differenti. Non sarebbe un brutto attacco. Per niente. Vediamo signori. Vediamo. Dai, andiamo avanti con il turno. Probabilmente l'ultimo di questa campagna. Ah, c'è la esatto, c'è la legione che deve risalire. Perfetto. Ah, qui la spia che me l'ero completamente dimenticata. Ci mostra un po' cosa c'è in giro. Va bene. Adesso la devo portare nei territori degli Iceni per capire cosa cavolo vogliono quegli Iceni lì ancora. Attenzione, eccola la flotta che avevamo perso. Wow ragazzi. Wow, qui non c'è possibilità di vittoria. Ritiriamoci. Vediamo se riusciamo a ritirarci vicino ai pressi del nostro nemico. No, passiamo tra le isolette per seminarli, ma non so se ce la faremo poi effettivamente a seminarli. Vediamo, sì. Quindi liberano Rodi. Beh, ci sta. Anche perché liberare Rodi significa avere un alleato in più che può dare attivamente una mano. Io non so perché ragazzi, ma ho sto presentimento che la Partia ci voglia morti. Non lo so. Eccolo lì, altra fazione che ci dichiara guerra. Pian piano tutte le fazioni ci stanno dichiarando guerra. I nostri alleati... Ah beh, perché loro, essendo forse SATP, entrano per forza. Altra fazione che viene a darci noia. Però quelli dovremmo sistemarli abbastanza velocemente. Noi abbiamo lì una legione, non so loro quanto sono forti, però secondo me gli diamo un colpettino e li tiriamo giù. Figlia è diventata adulta. Bene.
Tra l'altro dovrei fare anche un giro per dare un po' per potenziare un po' la famiglia, perché le sto un po' trascurando le famiglie romane. E alla lunga questo trascuramento, diciamo, ci porta solo problematiche. Wow, qui non sono pochi, loro. Forse conviene rimanere un po' chiusi. Allora, portiamo la spia sopra. Tra l'altro, stati fortunati che... qua la situazione è uno stack da 20 praticamente. Non è delle migliori qui la situazione. Allora, mettiamoci qua e ci facciamo un bel accampamento. E a sto giro lo teniamo proprio come accampamento perché ci serve. Qui lo possiamo tenere in città, però insomma il malumore è palpabile. Però finché non abbiamo un po' di fortezze, un po' di cose, non lo faremo. Qua potremmo attaccare effettivamente. Allora, sono senza armatura questi qua, quindi non mi sembrano particolarmente forti, però boh. Proviamo un attacchino, dai, visto che è primavera. Proviamolo. Vediamo quanto ci danno. Wow. Ci danno tanto in negativo. Wow, loro sono 7000 uomini in totale. Noi 2005. Sono 3 volte noi. Tra l'altro ho una cavalleria, quindi me la gioco abbastanza male in realtà, perché sarebbe truppe a piedi contro truppe a piedi. Vincerebbe il numero e la potenza. A livello di esperienza eccetera siamo messi abbastanza bene. Il tiro c'è, perché per l'amor di Dio il tiro lo abbiamo. Però loro ci sovrastano veramente in maniera proprio assurda. Ritiriamoci. Non conviene attaccare a questo punto. Ritiriamoci. E stiamo qui, ragazzi. Non c'è molto da fare. L'ottava ispana contro la luce di Belanu e i seguaci di Kamma. C'è da dire che comunque il fronte a nord si sta pian piano riaccendendo, perché questi due adesso ce li abbiamo contro. E sono degli avversari che non possiamo battere, per ora. Non possiamo battere. Manca solo che anche loro ci dichiarino guerra e abbiamo fatto l'unplane. Fortunatamente a livello di difficoltà che stiamo giocando la diplomazia non è completamente fottuta e quindi riusciamo a, diciamo, ad avere delle relazioni amichevoli anche con qualcuno del nord. Però prima o poi andremo in conflitto anche con loro. Qua è diventato completamente dei suebi. E questo, ragazzi, sarà un problema, perché noi dovremo prima o poi andare a prenderci anche questa zona. Sì. Non sarebbe male attaccare un nostro, se vi ricordate, una fazione che avevamo liberato noi, di Noreia. Non sarebbe male attaccare perché ci difenderemmo la Cisalpina e unificheremmo la Retia e Noricum come regioni. Però poi ci sono solo loro contro di noi, i Suebi e i loro alleati, quindi vuol dire creare delle frizioni contro di loro. Certo, se vedo che la Noreia sta per essere conquistata da questi, dai Suebi, tra l'altro sono subdoli, dovrò intervenire e prendermi questi territori, ovviamente con le legioni che non ho. Quindi tutte belle parole, ma vediamo poi nei fatti. Allora, la 12, no scusatemi, questa è la settima Concordalis, può attaccare ancora Tarsus, che mi sembra abbastanza indifeso. Qui potremmo farci una piccola vendetta con la Macedonica. Non abbiamo recuperato tanto, però una piccola vendetta la potremmo anche fare. Intanto ciò che è sicuro è che portiamo loro qua e li mettiamo, se riusciamo, in modalità imboscata. Vediamo. Marcia forzata o fortifica. Maledizione. Allora li portiamo qui nella speranza di non essere visti, anche se non funziona proprio così. Poi tanto questi non sono una minaccia per ora.
Qui ci sono ancora loro in questa situazione. Li andiamo a intercettare perché è un bottino facile. Andiamo a fare fuori un ammiraglio che potrebbe essere un prurito fastidioso per noi in futuro. Perfetto. E ci farà guadagnare anche un po' di esperienza. Bene. Non so perché questo generale fosse qui abbandonato da solo, ma va bene. Ovviamente in catene. Perfetto. E ce ne torniamo nei pressi di Odessos. Anche qua va bene in realtà. Anzi, entriamo dentro, dai. Entriamo dentro al porto e ci rinfocilliamo. Prendiamo un po' di provviste, visto che è la primavera e il terreno ci ha dato i suoi frutti. Ok, qui potremmo andare a rompere le scatole. Io lo farei a questo punto, anche perché non sono neanche difesi dalla città. Allora assolutamente andiamo a attaccare. Assolutamente, non avevo visto questa cosa. Qui c'è un esercito. No buono, va bene, dai, questi li falciamo. Andiamo in automatico con la modalità di equilibrio. Secondo me è esatto. Esatto, si salvano i due generali. Quindi si salvano i due generali e facciamo una strage, commettiamo una strage proprio per, diciamo, come si dice, vendicare degli attacchi subiti. Ok, potrei effettivamente andare a prendere Mazaka, ma non lo facciamo, non facciamo troppi golosi. E torniamocene in difesa. Tra l'altro la città ci difende, sì, riusciamo a difenderci benissimo. Qui ci sarà il recupero delle truppe. Una cavalleria, come sempre, ha delle problematiche, però va bene. Vediamo. Questi mi piacciono, io li vorrei mantenere, però non è facile. Allora, potremmo a questo punto prenderci anche Tarsus. Però vediamo un attimo. Qui c'è il generale. Allora, torniamo giù e vediamo un attimo qual è la situazione d'Antiochia. Perché poi saremmo sotto tiro del generale nemico. Come questa cosa qua mi piasmia. Andiamo a attaccare la città di Tarsus. Allora, ragioniamo un attimo. Ragioniamo un attimo. Però io prima di prendere Tarsus devo avanzare su tutto questo settore. E se prendo solo Tarsus e con la nostra legione lasciamo libera Iconium per attaccare Anchira, il prossimo turno potrei avere loro che scendono in questo modo. E poi mi vanno a dilagare, mi distruggono tutti gli investimenti che ho fatto fino adesso. Preferisco piuttosto avere la legione Asside protetta e tranquilla, che può andare a liberare Iconium, comunque a proteggerla. Quindi direi che attacchiamo ovviamente e facciamo quello che dobbiamo fare. Modalità di protezione, perfetto. Cittadini di Tarsus ci odiano, penso all'ennesima potenza. E andiamo a saccheggiarlo. Ci portiamo a casa 5.000 di denaro. Loro intanto iniziano ad avere problematiche di mantenimento dell'ordine nella città. Perfetto, noi esatto, ci arrivo con un turno, perfetto. Quindi portiamo la legione indietro, siamo sui nostri territori, ci curiamo, quindi siamo benissimo a posto così. Portiamo qui la spia, fatemi vedere un attimo. Eccolo che guardate qua, ci sono altre truppe. Ok. Ne cagano fuori anche loro comunque. Questi qua tra l'altro sono fortissimi. Wow, ma questo chi è? Basileus, infatti. Poi dobbiamo occuparci ancora di Sinope, Un altro osso da sgranocchiare. Un altro osso duro però. Dai, portiamo qua la spia. Vediamo se ci sono altri eserciti, ma non credo. Ah, eccolo qua. Qui ce n'è un altro ancora.
E ho detto io che qua la situazione non è delle migliori. Loro secondo me stanno sbagliando perché non difendono Ankyra, che invece dovrebbero farlo. Qui Sparta rimane ancora tranquilla, quindi diciamo che non ci sta dando particolarmente noia. Dove abbiamo avuto i campi? Ah, ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo le unità ausiliarie pronte e Side abbastanza difesa. Diamogli anche del cibo a Side e la facciamo arrivare a cittadino normale, perfetto. In modo tale che è più difendibile. Ok, va bene. E direi che abbiamo fatto tutto allora sto giro, ragazzi. Direi che abbiamo fatto tutto. Qua facciamo una fontana. Allora, esperienza degli agenti, non mi interessa. Fontana o latrine? Fontana o latrine? Ma io non ho problemi in realtà di ordine pubblico, ne avrò anche meno nel turno successivo. Qui l'esperienza degli agenti non sarebbe male, però non è che mi faccia veramente impazzire. Preferisco il reintegro, dai. Facciamo così e direi che ci siamo. Direi che ci siamo, i soldi li abbiamo spesi. Fatemi vedere, questa legione qua non dovrebbe più rimanere in questa zona, quindi la portiamo a nord. Teoricamente non mi serve più qui. E ragazzi, con 3 legioni a Gerusalemme direi che potremmo muovere anche attacchi a Tiros e Palmira, in modo tale da chiudere pian piano questa morsa. Ah, mi ero dimenticato. E la flotta? La flotta. Potrei comprarmi qualcosa, ma poca roba. Ma poca roba. Questa flotta qui non so cosa farne, onestamente. Onestamente non so cosa farne. Io quasi quasi entrerei dal mio alleato e starei qui. Recupera comunque, sì, recupera. Ok. Allora, stiamo così. Chiaro, la cosa prioritaria sarebbe arrivare a Side, però a Side non ci arriviamo. O facciamo il giro di qua con, però, con la possibilità di essere intercettati. È vero che non sono fortissimi loro, perché comunque alla fine hanno solo 8 uomini. Ne abbiamo sicuramente di più. Quindi potremmo effettivamente andare a Side. Loro con 8 uomini non credo siano in grado di impensierirci, perché ne abbiamo ben 17 di difesa, quindi direi che siamo a posto così. Va bene signori, allora spero vi sia piaciuta questa puntata. Se vi è piaciuta mi raccomando like qui sotto e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. No, mi è partito il tasto. Mi è partito il tasto del fine turno.